In studio con la prima replay, l'approfondimento della prima TV. Con noi oggi c'è come sempre il nostro angelo di Natale. Buonasera. Grazie Stefania. Bene, non perdiamo altro tempo e continuiamo a parlare ancora dell'arresto di Montante perché fa tremare i palazzi del potere in Sicilia, ma non solo in Sicilia. Infatti questa ex icona antimafia da 3 anni sotto inchiesta per mafia e anche arrestato per aver corrotto alti ufficiali delle forze dell'ordine. Noi oggi abbiamo trovato anche uno spunto nuovo perché abbiamo trovato questo filo di intrecci con la Banca Nuova e gli affari del vicentino Zonin. Ci puoi dire qualcosa, Angelo? Sì, la vicenda è molto complessa e composita ed è importante non soltanto sul piano della cronaca giudiziaria e degli elementi sostanziali che in essa sono rinvenuti, perché da questo punto di vista non c'è provincia della Sicilia che non sia collegata a questa rete di affari, di potere, al di là appunto delle implicazioni che oggi vengono in rilievo in quanto hanno prodotto un'ordinanza di custodia cautelare di quasi 2700 pagine con i 6 arrestati e 22 indagati, tra cui eccellentissimi come per esempio l'ex presidente del Senato Schifani e non solo, ma proprio per la profondità e la capillarità dell'intreccio che non risparmia nessun territorio. Sul piano generale, prima di andare a quella domanda specifica che tu ponevi, appunto, che è anche il tema dell'ottimo servizio di Marco Milioni, è che la gestione dell'assessorato attività produttive durante tutta la legislatura precedente dell'Assemblea regionale siciliana, quindi durante tutta l'era del governo Crocetta, è uno dei nodi più critici dell'affarismo che ruotava intorno alla rete di Montante. E qui un punto che forse ancora non abbiamo avuto modo di focalizzare è la rottura dentro il governo Crocetta di Crocetta stesso, che era sponsor di Antonello Montante, e Montante era sponsor di Crocetta, con l'assessore all'ambiente Marino, un magistrato, Nicolò Marino, che fu scelto appunto per fare l'assessore regionale, ma poi ci fu la rottura perché gli interessi di Montante, che erano anche gli interessi del suo amico, collaboratore, persona di fiducia, collega, quasi un suo alter ego, che è Catanzaro, a cui peraltro poi ha ceduto la guida di Confindustria Sicilia dopo la scadenza del suo mandato, dopo che era già da lungo tempo indagato per mafia. Proprio questi interessi di Montante si scontrarono con le politiche regionali che voleva sviluppare Marino, e Marino fu fatto fuori. Ci sono delle intercettazioni inquietanti a proposito dei poteri di cui disponeva Montante, che dimostrano come lui fabbricasse dei dossier e sguinzagliasse tutte le persone che riusciva a corrompere, peraltro altissimi ufficiali delle forze dell'ordine e dei servizi segreti, per spiare informazioni, per catturare, per rubare informazioni anche da archivi segreti inaccessibili che a lui servivano per screditare, anche su elementi a volte falsificati, gli avversari, e in questo caso era Marino. Questo per dire come la vicenda incrocia tutta la mappa della realtà pubblica, dal potere politico al potere di gestione delle istituzioni al potere economico e finanziario. Poi c'è una vicenda che forse mai è stata affrontata abbastanza, neanche come dire in tempi di pace, tra virgolette, cioè anche fuori dalla bufera di queste vicende che poi nascono, a un certo punto perdono l'interesse quando si ritiene a torto o a ragione che si sia scoperto tutto, e non è mai così. È la vicenda inquietante di Banca Nuova, perché Banca Nuova è una banca che nasce nel 2000 e nasce incredibilmente in Sicilia per volere di Zonin, che è un vicentino patron della Banca Popolare di Vicenza, responsabile di un crack da 30 miliardi di euro che ha gettato sul lastrico 200.000 persone che si erano fidate perché credevano appunto che Zonin fosse una persona per bene che gestisse bene la banca. Vabbè, questa è una vicenda che già è ampiamente sviscerata in Italia, è una delle crisi bancarie più gravi e dolorose della storia italiana degli ultimi anni. Bene, questo Zonin, che è conosciuto anche come Signore del Vino, nel 2000 mette le mani sulla Sicilia, ha interessi sulla Sicilia, compra enormi distese di terreni per impiantare i vigneti appunto della sua attività di produttore di vino, ma soprattutto impianta una banca, Banca Nuova, che non avrebbe alcuna identità come sviluppo territoriale se non per alcune anomalie che poi via via emergono. Per esempio, è la banca nella quale sono correntisti tutti
tutti gli appartenenti ai servizi segreti. Ed è una cosa stranissima, perché tutti coloro che fanno un certo lavoro nella vita, cioè lavorare per i servizi segreti, scelgono tutti una banca, la stessa banca, una banca nuova che nasce esattamente in Sicilia e che è radicata in Sicilia con circa 100 agenzie e che altrove ha una scarsissima attività. Oggi si scopre che proprio gli uomini dei servizi segreti e altissimi ufficiali corrotti o corruttibili delle forze dell'ordine sono quelli che gravitavano nell'entourage di Zonin per un verso, ma anche di Montante per un altro. Ed è interessantissima la testimonianza che ci fa Marco Milioni, che appunto fissa una data a settembre 2009, il matrimonio di Francesco Maiolini, che era il direttore generale di Banca Nuova, cioè l'uomo mandato da Zonin in Sicilia a gestire Banca Nuova, un matrimonio a cui partecipa il gota di questo potere anomalo, insomma estranissimo della regione siciliana. Ci sono tutti i politici intorno a Cuffaro e Lombardo, allora è presidente della regione Lombardo, che si presenta con la moglie che era promoter finanziaria di Banca Nuova. Cuffaro non viene fisicamente perché è impegnato in quanto allora vice segretario, cioè dell'UDC a Roma, ma vengono tante altre figure intorno a lui, insomma da Cascio a Schifani ad altre figure appunto sempre di quel mondo politico, Dori Misuraca, cioè, ed altri. Si presenta il sindaco di Palermo Cammarata con la figlia dipendente di Banca Nuova, perché in Banca Nuova lavoravano parenti di tutte le persone potenti e influenti, cioè, di quella cerchia, e c'è ovviamente anche Antonello Montante, e c'è Montante con il professor Uva, che è un docente universitario, che è colui che è indagato, ecco, insieme a lui, e che viene in rilievo in questa inchiesta proprio per questa rivelazione di notizie segrete, in cui c'entra in questo caso anche Renato Schifani, del quale comunque correttamente Milioni dice che finora Schifani il primo a parlare tra tutti gli indagati, ha smentito completamente tutto, si dice strano, ma poi ovviamente i fatti come sempre sono, come dire, galantuomini, e quindi ci spiegheranno esattamente come stanno le cose. Quindi è uno scenario inquietante che ci fa capire come questo filone di potere e di intrecci affaristici, spesso con azioni illecite come in ipotesi d'accusa l'inchiesta documenta, hanno attraversato ben 3 stagioni politiche, diversi governi regionali. Quello di Cuffaro, che è proprio l'origine di tutto questo mondo. Ricordiamo che Cuffaro si era battuto, per fortuna almeno in questo non è riuscito, perché l'IRFES di cui si parla oggi a proposito di un accorpamento, l'IRFES è un istituto regionale, quindi a capitale pubblico, venisse venduto a Banca Nuova. Per fortuna questa operazione non andò in porto, quindi dicevo Cuffaro, poi il governo Lombardo, poi il governo Crocetta, ed eccoci qua a fiorare questa inchiesta con queste 1000 intrecci inquietanti che, se qualcuno degli indagati finalmente decidesse insomma di dire tutto quello che sa, al di là delle contestazioni che a se stesso vengono mosse, probabilmente potremmo veramente affermare un pezzo di verità storica come in questo momento nessuno è in grado di immaginare.